Una delle novità di quest'anno di Vicino Lontano sarà la sinergia che attiviamo e attiveremo con la Camera di Commercio. Ci è sembrato doveroso nei confronti di un'iniziativa così importante come l'apertura di un, tra virgolette, pensatoio, quale è il Friuli Future Forum, avere un occhio di riguardo e un'attenzione e pensare ad alcune attività. Anche perché in questi anni diciamo che il processo che Vicino Lontano ha innescato nei confronti della città è stato, tra l'altro anche pochi giorni fa, descritto che in questi giorni la città si trasforma in città della ragione, ha permesso che attraverso la partecipazione collettiva di tutta la città, questa città riscoprisse alcune modalità di confronto, di incontro e di racconto delle storie che ponessero questa città al centro del dibattito internazionale sui temi fondamentali e importanti che hanno caratterizzato e che caratterizzano la globalizzazione in questi anni. Ciò vuol dire che in generale, essendo questa la 7ª edizione, si è creato un clima culturale che certamente attraverso il progetto culturale, ma non solo attraverso il nostro naturalmente, ha consentito un raggiungimento di una consapevolezza da parte della nostra comunità che favorisce quel clima culturale al quale noi crediamo molto, in quanto è una delle condizioni fondamentali per favorire l'emersione di nuove energie e nuovi talenti nel momento nel quale si ripensa, proprio come oggi, un Friuli del futuro. Da questo punto di vista il luogo evocato, pensato dalla Camera di Commercio, entra di diritto in questa idea di processo che Vicino Lontano ha innescato, perché è evidente che ci sarà spazio anche per mostrare e raccontare quel tipo di esperienze o di nuove attività anche legate alle nuove tecnologie. Penso alle presentazioni di tutte le riviste digitali che avverranno, ma anche diciamo, ci sarà spazio per altre attività più strettamente legate ai territori, in un modo che è un po' quella la caratteristica di Vicino Lontano, cioè quella di spostare l'approccio alle questioni secondo così, una visione multidisciplinare. Anche a proposito del vino, non sarà un semplice degustare il vino, ma sarà, l'abbiamo chiamata Talking About Wines, perché Zanichelli, una delle penne più felici in ambito vino in Italia, ci racconterà la sua idea, la sua interpretazione dei vini di territorio come quelli di Prepotto, piuttosto che una serie di aperitivi con l'autore, perché nel momento nel quale ospiti internazionali per 3-4 giorni saranno ospitati qua a Udine, abbiamo ritenuto opportuno in questa sede dare la possibilità a chi volesse di incontrarli secondo una modalità assolutamente non formale.